La sesta corsa dal Savion, confronto per cavalli di 5-6 anni che vincono da 10 a 35 mila euro in carriera. Sono in 8 al via dopo il ritiro di Ermanno Jet. Il favorito della corsa è Fireball B con Roberto Vecchione, portacolori della scuderia Biasuzzi, che un paio di minuti fa a Treviso ha fatto primo, secondo e terzo in una corsa. Vediamo se Fireball B riuscirà a mantenere i favori del pronostico. Andiamo a leggere il campo completo dei partenti. All'1 Fireball B Roberto Vecchione, 2 Vita Nobel Daniele Cuglini, 3 Fiona May dei Room Roberto Ruvolo, 4 Fabres dei Greppi Giovanni Pelonara, 5 Ello di Maurizio Cheli. In seconda fila 7 Fetonte SL Lorenzo Baldi, 8 Fatimo di Frank Cosimo Fiore, 9 Firestar BFC Giuseppe De Filippis. Partiti con veloce dal centro Fiona May dei Room, che prova a contenere la velocissima Elodie, ed è Elodie a prendere la testa all'imbocco della prima curva nei confronti di Fireball B, che rimane secondo. Di fuori Fiona May dei Room, mentre numero 7 Fetonte SL squalificato. Ancora Evita Nobel, mentre si agganciano Fireball B ed Evita Nobel. Numero 1 Fireball B squalificato. Gran caos in mezzo al gruppo. Numero 3 Fiona May dei Room squalificato. In seconda posizione ora c'è Firestar BFC, che va a chiedere d'ottenere strada. In terza posizione c'è Fatimo di Frank, prova a puntare in avanti. Poi più indietro Fabres dei Greppi, che è quarto. Completamento dei primi 600 in 46,1, con in vantaggio Firestar BFC, che nella prima confusissima fase di gara è riuscito a schivare il traffico e ad andare al comando. 800 metri in un minuto. Di fuori c'è Fabres, di fuori c'è Fatimo di Frank, poi alla corda Elodie. In quarta posizione Fabres dei Greppi. Siamo nei pressi del primo chilometro, che Firestar BFC passa in 1,14,5. Alle sue spalle sempre Elodie, di fuori Fatimo di Frank. Questi tre che vanno a lottare la corsa, con Firestar BFC che prova a scappare, Elodie sempre nella sua scia e Fatimo di Frank coraggiosamente di fuori. 1,28,7 in 1.200, ed è sempre in netta evidenza Firestar BFC, che ora prova a dare il colpo di grazia alla corsa, allungando e guadagnando terreno. Quando siamo a 200 dal palo, Firestar BFC in vantaggio all'ingresso dell'addirittura arrivo nei confronti di Elodie e Fatimo di Frank, con Fatimo di Frank che passa secondo, ma Firestar BFC se n'è andato e viene a vincere nettamente. Firestar BFC facile alla meta per il triplo, a seguire di Giuseppe De Filippis. Fatimo di Frank è secondo, al terzo finisce Elodie 1,13,8. Lamberto Barbieri al training, i colori di Roberto Bonvicini. La vittoria del 5 anni da Zacon Joe e Uma Francis, che si impone in schema decisamente particolare, ma è lesto Giuseppe De Filippis a schivare il traffico, andare al comando, venire a vincere la sua terza corsa consecutiva stasera.